Siamo ormai nell'imminenza della seconda corsa, il premio Romantica Red. Corsa per cavalli di 4 anni non vincitori di 7.500 euro in carriera. La distanza dei 2060 metri, allievi in sulchi, ben 11 al via. 1 Alexander Mark, Vincenzo Romualdo, 2 Attestato Fari, Emanuele Masoero, 3 Artù del Brenta, Alexis Sanchez, 4 Ciao dei Venti, Luca Rei, 5 Atomo del Vento, Mauro Parussati, 6 Allegra Dipa, Giuseppe Ferrante. In seconda fila 7 Amore di Mago, Lorenzo Callegaro, 8 Arizona Deimar, Roberto Ruvolo, 9 Atena degli Ulivi, Giuseppe Cangiano, 10 Another One Mo Salvatore Longo, 11 Abuelo, Carmine Piscuoglio. Parte piano Atomo del Vento. Di galoppo il 10 di Another One Mo, stacco della macchina, rompe anche Artù del Brenta ed è Acciaio dei Venti che prende il comando. Numero 3 Davanti Artù a del Attestato Brenta, Fari. squalificato. Poi vediamo al largo Allepra Dipa che si sistema in terza posizione lungo la corda davanti ad Alexander Mark. Quindi in vantaggio Acciaio dei Venti che ha preso un paio di lunghezze di vantaggio, 200 metri in 15,5. Luca Rei al comando. Numero 1 Alexander Mark, squalificato. Ha rotto anche Alexander Mark, quindi in quarta posizione ora c'è il numero 8 di Arizona Deimar a precedere Amore di Mago. Intanto ha rallentato decisamente il ritmo il battistrada, 16,9 addirittura qui davanti alle tribune, con Attestato Fari che ancora comunque ha una lunghezza nonostante il ritmo blando. Poi vediamo sempre in terza posizione Allegra Dipa a precedere Arizona Deimar, Amore di Mago. 600 in 48,6, retta di là con sempre in vantaggio il figlio di Rotary OK con Attestato Fari che cerca di ricongiungersi sempre davanti ad Allegra Dipa. Il giro è completato da Acciaio dei Venti in 1,4,2, 15,6 la retta di là, ritmo sempre piuttosto blando, ma all'esterno si vede solo Abuelo che però è ancora molto indietro. Stiamo ormai in prossimità del chilometro passato da Acciaio dei Venti in 1,21, sempre Attestato Fari, lì seconda la corda davanti ad Allegra Dipa. Vediamo in quarta posizione Arizona Deimar che accenna l'anticipo su Abuelo. Poi Amore di Mago che va per Bucchi, 15,4, la frazione qui davanti alle tribune, sempre saldo in vantaggio, Acciaio dei Venti che a precedere Attestato Fari, poi Allegra Dipa in terza posizione, accenna a spostare Attestato Fari, curva passata in 15,3, hanno preso vantaggi i primi due, sempre Arizona Deimar, quarta alla corda davanti a Amore di Mago apparigliato da Buelo, intanto Attestato Fari dà un primo attacco a Acciaio dei Venti che risponde bene, retta di là passata in 14,5, si avvantaggiano i due, Acciaio dei Venti contro Attestato Fari. Luca Rei contro Emanuele Masoero che insiste al largo, più indietro sempre Allegra Dipa in terza posizione. L'ultima curva viene passata dai duellanti in 14,8, retta d'arrivo, ancora cerca lo stacco Acciaio dei Venti, ci prova Attestato Fari, ultimi 100 metri, Acciaio dei Venti, Attestato Fari, ultimi metri ed è Acciaio dei Venti che si difende da Attestato Fari, mentre per il terzo Allegra Dipa precede Arizona Deimar e Abuelo 1,17,2 la media al chilometro per Acciaio dei Venti alla sua seconda vittoria in carriera. Luca Rei per Gennaro Casillo, i colori di Stefano Simonelli. La quota in chiusura da favorito di 2,30 la vittoria di Acciaio dei Venti in percorso di testa, molto valida comunque la prestazione anche di Attestato Fari che l'ha impegnato per tutto l'ultimo giro. Deve però accontentarsi del secondo posto.